Sia lodato, ringraziato ogni momento, sia amato, adorato in ogni momento, sia amato, glorificato in ogni momento. Mio Dio, io credo, adoro, spero, vi amo, vi chiedo perdono per quelli che non credono, adorano. Mio Dio, credo, adoro, spero, vi amo. Vi domando perdono per quelli che non credono, non adorano, sperano, vi amano. Mio Dio, io credo, adoro, spero e vi amo. Vi domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non. Santissima Trinità, Padre, Figlio, Spirito Santo, io profondamente e vi offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità di Gesù Cristo, presente in tutti i tabernacoli della terra, in riparazione degli oltraggi, sacrileggi, indifferenze con cui egli offeso, per i meriti infiniti del suo sacratissimo cuore, del cuore immacolato di Maria, e chiede la conversione dei poveri peccatori. Comunione spirituale del Santissimo Sacramento dell'altare. Chiama sopra ogni cosa il desidero dell'anima mia, poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, venite almeno spiritualmente nel mio povero cuore. Se ti abbraccio e se ti unisco a te, non permettere che io mi mai a separare da te col peccato. O Dio, vieni. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Misteri della gioia. Primo mistero, l'annunzio dell'angelo a Maria Santissima. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Secondo mistero, la visita di Maria Santissima a Santa Elisabetta. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi ne rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Terzo mistero, la nascita di Gesù nella grotta di Betlemme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, tu sei donna, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel quarto mistero, Gesù viene presentato al Tempio da Maria e Giuseppe. Padre nostro, dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,
come anche noi li limitiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quinto mistero, il ritrovamento di Gesù nel Tempio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo regno, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia,
Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco, porta in cielo, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra salve. A te ricorriamo, Gesù, figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque evocava nostra. Il frutto benedetto è o Pio, dolce Vergine Maria. Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo esaudisci, Padre del sei Dio, Figlio Redentore del mondo che sei Dio, Spirito Santo che sei Dio, Santa Trinità, unico Dio, Santa Maria, Santa Madre di Dio, Santa Vergine delle Vergini, prega per noi, Maria Immacolata, Madre di Cristo, Madre della Chiesa, Madre della Misericordia, prega per noi, Maria Immacolata, Madre della Divina Grazia, Madre della Speranza, Madre Purissima, prega per noi, Maria Immacolata, Madre Castissima, Madre sempre Vergine, Madre Immacolata, prega per noi, Maria Immacolata, Madre degna d'amore, Madre ammirabile, Madre del buon consiglio, prega per noi, Maria Immacolata,
Madre del Salvatore, Vergine prudentissima, prega per noi. Maria Immacolata, Vergine degna di onore, Vergine degna di lode, Vergine potente, prega per noi. Maria Immacolata, Vergine clemente, Vergine fedele, e specchio della santità divina, prega per noi. Maria Immacolata, sede della sapienza, causa della nostra letizia, Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Maria Immacolata, tabernacolo dell'eterna gloria, dimora tutta consacrata a Dio, rossa mistica, prega per noi. Maria Immacolata, cuore di Davide, cuore d'avorio, adoro, prega per noi. Maria Immacolata, arca dell'alleanza, porta del cielo, stella del mattino, prega per noi. Maria Immacolata, salute dei infermi, refugio dei peccatori, conforto dei migranti, prega per noi. Maria Immacolata, consolatrice degli afflitti, aiuto dei cristiani, regina degli angeli, prega per noi. Maria Immacolata, regina dei patriarchi, regina dei profeti, regina degli apostoli, prega per noi. Maria Immacolata, regina dei martiri, regina dei veri cristiani, regina delle vergini, prega per noi. Maria Immacolata, regina di tutti i santi, concepita senza peccato originale, regina assunta in cielo, prega per noi. Maria Immacolata, Santo Rosario, regina della famiglia, regina della pace, prega per noi. Maria Immacolata, agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, prega per noi, Santa Madre di Dio. Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e del spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dal male che ora ti resistano,
sia la gioia senza l'eterno riposo. Madonna della salute. Recitiamo i vespri, primi vespri della seconda domenica di Avvento. O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.
gloria, Signore, nato da Maria Vergine, al Padre dallo Spirito, nei secoli sia lode. Amen. Odia e rallegrati, o nuova Gerusalemme, viene il tuo Re, mite Salvatore. Lampada per i miei passi è la tua parola, luce sul mio cammino. Ho giurato e lo confermo, di custodire i tuoi precetti di giustizia. Sono stanco di soffrire, Signore, dammi vita secondo la tua parola. Signore, gradisci le offerte delle mie labbra, insegnami i tuoi giudizi. La mia vita è sempre in pericolo, ma non dimentico la tua legge. Gli empi mi hanno teso il loro lacci, ma non ho deviato dai tuoi precetti. Mia eredità per sempre sono i tuoi insegnamenti, sono essi la gioia del mio cuore. Ho piegato il mio cuore ai tuoi comandamenti, in essi è la mia ricompensa per sempre. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gode e rallegrati, o nuova Gerusalemme, viene il tuo Re, mite Salvatore. riprendete coraggio, ecco il nostro Dio, egli viene a salvarci. Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio. Ho detto a Dio, sei tu il mio Signore, senza di te non ho alcun bene. Per i santi che sono sulla terra, uomini nobili, e tutto il mio amore, Si affrettino altri a costruire idoli. Io non spanderò le loro libazioni di sangue, né pronunzierò con le mie labbra i loro nomi. il Signore è mia parte, eredità e mio calice, nelle tue mani è la mia vita, per me la sorte è caduta su luoghi deliziosi, la mia eredità è magnifica. Benedico il Signore che mi ha dato consiglio, anche di notte il mio cuore mi istruisce. Io pongo sempre innanzi a me il Signore, dalla mia destra non posso vacillare. Di questo gioisce il mio cuore, esulta la mia anima, anche il mio corpo riposa al sicuro. Perché non abbandonerai la mia vita nel sepolcro, né lascerai che il tuo santo veda la corruzione. Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena nella tua presenza, dolcezza senza fine alla tua destra. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. riprendete coraggio, ecco il nostro Dio, egli viene a salvarci. Da Mosè fu data la legge, da Gesù Cristo la grazia e la verità. Cristo Gesù, pur essendo di natura divina, non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio, Ma spogliò se stesso,
assumendo la condizione di servo e divenendo simile agli uomini, apparso in forma umana, umiliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte e alla morte di croce. Per questo Dio l'ha esaltato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni altro nome, Perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi e nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua proclami che Gesù Cristo è il Signore, a gloria di Dio Padre. gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Da da Mosè fu data la legge, da Gesù Gesù Cristo la grazia e la il Dio della pace vi santifichi fino alla perfezione, e tutto quello che è vostro, spirito, anima e corpo, si conservi irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo. Colui che vi ha chiamato è fedele e farà tutto questo. Mostraci, Signore, la tua misericordia. Mostraci, Signore, la tua misericordia. E donaci la tua salvezza. La tua misericordia. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Mostraci, Signore, la tua misericordia. Vieni, Signore, Vieni, Signore, a visitarci nella pace. Con cuore nuovo faremo festa per te. l'anima mia magnifica il Signore, il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beato. Grandi cose ha fatto il cielo onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili. Ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote, ha soccorso Israele suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri.
Vieni, Signore, a visitarci nella pace. Con cuore nuovo faremo festa per te. Innalziamo la comune preghiera a Cristo Salvatore, nato dalla Vergine Maria. Vieni, Signore Gesù. Figlio di Dio, che vieni come il vero angelo dell'alleanza. Fa che il mondo intero ti conosca e ti accolga. Verbo di Dio, che ti sei fatto nostro fratello. Libera l'umanità dalle oscure soggezioni del male. Signore della vita, che hai preso su di te la nostra morte. Fa che attendiamo nelle tue mani la sofferenza e la morte. Giudice divino, che dai la giusta ricompensa. Mostraci la misericordia che non conosce i limiti. Cristo, Signore, morto per noi sul legno della croce. Dona il riposo eterno a chi è morto a causa dell'odio e dell'amore. Pater noster, qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. O Dio grande e misericordioso, fa che il nostro impegno nel mondo non ci ostacoli nel cammino verso il tuo Figlio, ma la sapienza che viene dal cielo ci guidi alla comunione con il Cristo, nostro Salvatore, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Benediciamo il Signore. Rendiamo grazie a Dio. Santo Verbo Sacramento, Emor per noi, et antinicum
nobis ut sacramento mirabile passionis tuae memoria reliquisti cribue quedumur ita nos corporis et sanguinis tui sacra misteria venerari ut redemptionis tuae fructum in nobis iugiter sentiamus qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Dominus conserve teum, et vivifice teum, et beatum facem teum vera, et non nada teum in anima minimi corum eius. Dio sia benedetto, benedetto il suo santo nome, benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, benedetto il nome di Gesù, benedetto il suo sacratissimo cuore, benedetto il suo preziosissimo sangue, benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare, benedetto lo Spirito Santo Paraclito, benedetta la Gran Madre, Benedetta la sua Santa Immacolata Concezione, benedetta la sua gloriosa Assunzione, benedetto il nome di Maria Vergine Madre, benedetto San Giuseppe suo castissimo sposo, benedetto in Dio nei suoi angeli, nei suoi santi. Christus vincit, Christus regnat, Christus, Christus imperat. Tempora bona veniat, pax Christi veniat, regnum Christi veniat. Christus vincit, Christus regnat, Christus, Christus imperat.
Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Fratelli e sorelle, siamo giunti ormai al quinto giorno della novena all'Immacolata e celebriamo la seconda domenica di Avvento e questa Santa Messa è celebrata secondo l'intenzione dell'offerente. E per celebrare degnamente i santi misteri riconosciamo con umiltà i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Dio grande e misericordioso, fa che il nostro impegno nel mondo non ci ostacoli nel cammino verso il tuo Figlio, ma la sapienza che viene dal cielo ci guidi alla comunione con il Cristo, nostro Salvatore. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del profeta Isaia. In quel giorno un germoglio spunterà dal tronco di esse, un virgulto germoglierà dalle sue radici. Su di lui si poserà lo spirito del Signore, spirito di sapienza e di intelligenza, spirito di consiglio e di fortezza, spirito di conoscenza e di timore del Signore. Si compiacerà del timore del Signore, non giudicherà secondo le apparenze e non prenderà decisioni per sentito dire, ma giudicherà con giustizia i miseri e prenderà decisioni eque per gli uomini della terra. Percuoterà il violento con la verga della sua bocca, con il soffio delle sue labbra ucciderà l'empio. La giustizia sarà fascia dei suoi lombi e la fedeltà cintura dei suoi fianchi. Il lupo dimorerà insieme con l'agnello, il leopardo si sdraierà accanto al capretto, il vitello e il leoncello pascoleranno insieme. E un piccolo fanciullo li guiderà. La mucca e l'orsa pascoleranno insieme
i loro piccoli si sdraieranno insieme. Il leone si ciberà di paglia come il bue, il lattante si trascullerà sulla buca della vipera. Il bambino metterà la mano nel covo del serpente velenoso. Non agiranno più iniquamente, né saccheggeranno in tutto il mio santo monte, perché la conoscenza del Signore riempirà la terra, come le acque ricoprono il mare. In quel giorno avverrà che la radice di esse si leverà a vessillo per i popoli. Le nazioni la cercheranno con ansia, la sua dimora sarà gloriosa. Parola di Dio. O Dio, affida al Re il tuo diritto, al figlio di Re la tua giustizia. Egli giudichi il tuo popolo secondo giustizia e i tuoi poveri secondo il diritto. Nei suoi giorni fiorisca il giusto e abbondi la pace, finché non si spenga la luna e domini da mare a mare, dal fiume fino ai confini della terra. Perché egli libererà il misero che invoca e il povero che non trova aiuto. Abbia pietà del debole e del misero e salvi la vita dei miseri. Il suo nome duri in eterno, davanti al sole germogli il suo nome. In lui siano benedette tutte le stirpi della terra e tutte le genti lo dicano beato. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, tutto ciò che è stato scritto prima di noi è stato scritto per nostra istruzione, perché in virtù della perseveranza e della consolazione che provengono dalle scritture, teniamo viva la speranza. E il Dio della perseveranza e della consolazione vi conceda di avere gli uni verso gli altri gli stessi sentimenti, sull'esempio di Cristo Gesù, perché con un solo animo e una voce sola rendiate gloria a Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo. Accoglietevi perciò gli uni gli altri, come anche Cristo accolse voi, per la gloria di Dio. Dico infatti che Cristo è diventato servitore dei circoncisi, per mostrare la fedeltà di Dio nel compiere le promesse dei padri. Le genti invece glorificano Dio per la sua misericordia, come sta scritto: per questo ti loderò tra le genti e canterò inni al tuo nome. Parola di Dio. Raddrizzate i suoi sentieri, ogni
Giovanni il Battista predicava nel deserto della Giudea dicendo: convertitevi perché il regno dei cieli è vicino. Egli infatti è colui del quale aveva parlato il profeta Isaia quando disse: voce di uno che grida nel deserto, preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. E lui, Giovanni, portava un vestito di peli di cammello e una cintura di pelle attorno ai fianchi. Il suo cibo erano cavallette e miele selvatico. Allora a Gerusalemme, tutta la Giudea e tutta la zona lungo il Giordano accorrevano a lui e si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. Vedendo molti farisei e sadducei venire al suo battesimo, disse loro: razza di vipere, chi vi ha fatto credere di poter fuggire all'ira imminente? Fate dunque un frutto degno della conversione e non crediate di poter dire dentro di voi: abbiamo Abramo per padre, perché io vi dico che da queste pietre Dio può suscitare figli di Abramo. Già la scure è posta alla radice degli alberi, perciò ogni albero che non dà buon frutto viene tagliato e gettato nel fuoco. Io vi battezzo nell'acqua per la conversione, ma colui che viene dopo di me è più forte di me, e io non sono degno di portargli i sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Tiene in mano la pala e pulirà la sua aia e raccoglierà il suo frumento nel granaio, ma brucerà la paglia con fuoco inestinguibile. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Parola del Vangelo cancelli i nostri peccati. Siano lodati Gesù e Maria. Il Vangelo di questa domenica, la seconda di Avvento, ci invita alla conversione. Questo appello alla conversione vale per tutti noi, perché siamo sempre bisognosi di conversione, non possiamo mai ritenerci a posto e dobbiamo ogni giorno dare frutti degni di conversione, come dice il Vangelo. E ci colleghiamo alla novena all'Immacolata. Ecco, la Madonna appare tante volte proprio per richiamarci alla conversione. E la grazia della conversione è una grazia che viene proprio dal suo cuore materno e immacolato. Dietro ogni conversione c'è sempre il lavoro nascosto e silenzioso della Madonna che prepara i nostri cuori all'incontro con il Signore. E in questa breve riflessione vorrei ricordare quella celebre conversione di Alfonso di Ratisbonne, che era un ebreo per giunta caduto anche quasi nell'ateismo, ed era un feroce nemico della Chiesa cattolica. Dalla Francia venne quasi per sbaglio a Roma, doveva andare a Malta, sbagliò ad acquistare un biglietto e capitò suo malgrado a Roma. A Roma però c'era un suo carissimo amico, lo volle andare a trovare. Quell'amico si era da poco convertito e diede ad Alfonso una medaglia miracolosa, la celebre medaglia miracolosa da portare al collo. Alfonso non la voleva, ma l'accettò soltanto per cortesia e per avere una prova, una volta ritornato in patria, della superstizione cattolica, così poteva far vedere ai suoi amici, ridendo e scherzando, a cosa credevano i cattolici. Ecco che accettò quella medaglia al collo e imparò anche una preghiera, la preghiera del memorare, quella preghiera di San Bernardo: ricordati, o pietosissima Vergine Maria.
Ecco, se la imparò a memoria quella preghiera proprio per avere una prova in più della superstizione cattolica, ma con quella medaglia al collo e quella preghiera in testa, ecco che le cose vennero, si può dire, quasi da sole. Quella preghiera non gli andava via dalla testa, continuava a risuonargli in mente. Poi un giorno, con l'amico, andò a visitare la chiesa di Sant'Andrea delle Fratte a Roma. Una chiesa, sperava, artistica, sperava di trovare qualche opera d'arte, qualche capolavoro di qualche artista, ma quella chiesa era abbastanza semplice, non c'era nulla di attraente, e si mise a girare per la chiesa così svogliatamente quando improvvisamente cadde in ginocchio. L'amico, che era andato un attimo in sacrestia a parlare col parroco, vide questa scena alla quale non voleva credere. Vedeva l'amico Alfonso in ginocchio. Cos'era successo? Era successo che la Madonna gli era apparsa. Ecco che questo Alfonso di Ratisbonne si convertì all'istante e disse che fu come se delle squame gli cadessero dagli occhi e finalmente vedeva la verità. Comprendeva che la verità ha un nome e questo nome è Gesù Cristo. Ecco che la Madonna lo aveva convertito all'istante perché voleva fare di lui un suo apostolo. Alfonso rinunciò a tutto, rinunciò alla ricca eredità, rinunciò anche a un felice matrimonio al quale si stava preparando, rinunciò a tutto e divenne cattolico. Volle ricevere il battesimo, volle poi anche diventare sacerdote e trascorse il resto dei suoi giorni servendo questa amata Signora, la Madonna, e morì poi in concetto di santità. Ecco, e tutto partì da quella medaglia accettata quasi per sfida e con quella preghiera imparata a memoria per avere una prova della superstizione cattolica. Ecco, se la Madonna ha fatto una grazia così grande a chi non la pregava, a chi non si rivolgeva a lei, ecco, allora ci incoraggia tutto questo. Quante grazie donerà a noi che la preghiamo, che la invochiamo e che confidiamo tanto in lei. Ecco, chiediamo alla Madonna proprio la grazia più importante, che è quella di una conversione continua. Ogni giorno dobbiamo convertirci dal peccato alla vita di grazia, dalla mediocrità al fervore e dal fervore alla santità. Siano lodati Gesù e Maria. Credo, ecco, recitiamo il simbolo apostolico che troviamo all'interno del foglietto, se ce l'avete, se è stato distribuito. Io credo in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati,
la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Fratelli e sorelle, Gesù, il Verbo del Padre, verrà in mezzo a noi per realizzare le parole del profeta Isaia. Il lupo dimorerà con l'agnello. Acclamiamo con gioia: Cristo, nostra pace, vieni a salvarci. Vieni perché sappiamo raccogliere le promesse consolanti del profeta Isaia e sentiamo nel nostro cuore la certezza che tu non ci deluderai mai. Ti preghiamo. Cristo, nostra pace, vieni a salvarci. Vieni perché ci persuadiamo che la vita terrena, anche quando fosse piena di piaceri e di successi, non rappresenta tutto per l'uomo. Ti preghiamo. Cristo, nostra pace, vieni a salvarci. Vieni perché possiamo vivere, come dice Paolo, con perseveranza e unità, nella gioia dei nuovi cieli e della nuova terra che tutti aspettiamo. Ti preghiamo. Cristo, nostra pace, vieni a salvarci. Vieni perché tutti gli uomini riconoscano in te il Figlio di Dio, il Messia, annunciato dal Vangelo di Matteo, e si affidano alla tua parola di salvezza. Ti preghiamo. Cristo, nostra pace, vieni a salvarci. Vieni perché siamo docili ai richiami del primo predicatore dell'Avvento, Giovanni Battista, e ci disponiamo con serietà all'incontro con te. Ti preghiamo. Cristo, nostra pace, vieni a salvarci. O Signore, aiutaci a volgere sempre più l'attenzione alla tua venuta e al tuo messaggio, affinché il Natale rappresenti per tutti un felice incontro con te, che vive e regni nei secoli dei secoli.
pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Guarda con benevolenza, o Signore, alle preghiere e al sacrificio che umilmente ti presentiamo. All'estrema povertà dei nostri meriti, supplisca l'aiuto della tua misericordia, per Cristo nostro Signore. Signore sia con voi, in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo Signore nostro. Egli fu annunciato da tutti i profeti, la Vergine Madre l'attese e lo portò in grembo con ineffabile amore. Giovanni proclamò la sua venuta e lo indicò presente nel mondo. Lo stesso Signore che ci invita a preparare con gioia il suo Natale, ci trovi vigilanti nella preghiera, esultanti nella fede, nella lode. Per questo dono della tua benevolenza, uniti agli angeli e agli arcangeli, ai troni e alle dominazioni e alla moltitudine dei cori celesti, cantiamo con voce incessante l'inno della tua gloria. Veramente santo sei tuo Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete
e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, gloriosi martiri e tutti i santi, i nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Giampaolo, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiunge a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà,
il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Cambiatevi un segno di pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
preghiamo. Saziati del cibo spirituale, o Signore, a te innalziamo la nostra supplica per la partecipazione a questo sacramento. Insegnaci a valutare con sapienza i beni della terra e a tenere fisso lo sguardo su quelli del cielo, per Cristo nostro Signore. Ora c'è la preghiera per la novena. O Aurora rilucente di bellezza, Vergine Maria, ci congratuliamo con te del mistero del tuo immacolato concepimento, che è stato principio di salvezza di tutto il genere umano e il giubilo di tutto il mondo. Ringraziamo e benediciamo la Santissima Trinità, che ha così magnificato e glorificato la tua persona. Ti supplichiamo di ottenerci la grazia di saper trovare profitto della passione e morte del tuo Gesù, perché non sia per noi inutile il sangue sparso sulla croce, ma viviamo santamente e ci salviamo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Prega per noi, o Immacolata Madre di Dio, affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. O Dio, che nell'Immacolata Concezione della Vergine hai preparato una degna dimora per il tuo Figlio e l'hai preservata da ogni macchia di peccato, concedimi per sua intercessione la grazia che ti chiedo. Benedici, o Madre mia Immacolata, la mia famiglia, i miei amici e anche i nemici. Assicura la tua materna protezione su di me. Liberami dai pericoli del male e dalle insidie del maligno. Suscita giovani generosi che impegnino le loro vite nel messaggio evangelico dell'amore. Dammi la grazia della preghiera incessante e continua. Il Santo Rosario che prediligi sarà pegno speciale e segno tangibile del mio amore per te. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace.